Perfetto, siamo in live. Oddio. Mamma mia. Stanchezza. Allora, fammi aprire la live qui, così leggo i commenti. Ok. Ciao Simone, tutto a posto? Sono un po' stanco, però tutto bene. Te? Te tutto a posto? Meno male. Oddio, mi ricordo che non tificai ieri, però non mi ricordo se tifavi o Genoa o Samp. Magari mi sto ricordando male. Ciao Alessio, però il Cagliari non lo tifavi e quello me lo ricordo. Mi pare tifavi una tra Genoa e Samp, però non mi ricordo quale dei due. Samp, ecco, vedi. Siete stati la nostra ultima vittoria. No, il caffè. Il caffè. Ciao Luca. Non so se è un 3-5-2 precisamente, però probabilmente giocherà con la difesa a 3 perché se no ha poco senso avere 6 difensori centrali, 7 se si conta anche Calabresi. Avrebbe veramente molto poco senso. Lo so Simone, lo so, però purtroppo quando un'annata va male, va male. C'è veramente poco da fare purtroppo. Ah, tra l'altro devo spammare la live su Instagram e sul canale Telegram. Che se no poi mi scordo. Allora, tra l'altro complimenti ai ragazzi della Primavera che vanno avanti per quanto riguarda, credo, la Coppa Italia. Duncan infortunato. Da quello che sapevo io, Duncan aveva avuto un affaticamento muscolare, tipo, una cosa simile. Ciao Nicolò! Scusatemi per il caffè. Perdonatemi ragazzi, la live sarebbe dovuta cominciare un po' prima, cioè avrei voluto cominciarla un po' prima, ma purtroppo sono tornato adesso a casa. Mortacci quanto brucia sto caffè. Addirittura il freddo. Ciao Roberto, tutto a posto, tutto a posto. Ciao Matte, un bacione. Ragazzi, scusate se non sto pimpante, ma sto veramente distrutto. Sono stanco morto. Madonna mia. Ciao Giorgio, tanto saluto anche Giuseppe. Nanca non è infortunato, l'ha tenuto a riposo un giorno per precauzione. Io sapevo che ha avuto tipo un affaticamento, una cosa simile. Ciao Gappi, l'Azzolina se n'è andata dal governo. Draghi nuovo presidente del Consiglio. Ah, dalla BCE alla presidenza del Consiglio, ok, ci sta. Stai a lavorare? Sì, oggi ho lavorato fortunatamente, ma sono stanco morto. Poi è successo un casino a Roma che hanno bloccato il ponte che porta alla mia zona perché lo devono ristrutturare, quindi devo fare un giro assurdo per tornare a casa. Ci ho messo di più, sono stanco morto. Sono stanco.
Seguo la politica, io no, non posso dire che la seguo, ho una mia idea, però non seguo assiduamente la politica, ecco, mettiamola così. Ma ci ha messo lo zucchero, mi male dentro al caffè? È amaro come la peste. Boh, non lo so. Ti ricordi quanti anni ho? Quello Simon proprio no. Penso ci avrai 15-16 anni. Ragazzi, immaginate a Zito si rivela un nuovo Suazo. Ma magari, Giorgio, magari. Io continuo a ripetere che se è brutto quanto forte abbiamo preso un campione. Anzi, se è forte quanto brutto. Abbiamo preso un campione. Grande Cappi. Caffettino. Vabbè, il caffettino ci sta. Tra l'altro, ragazzi, guardate quanto è bella. Bellissima. Ciao Cubra, ciao carissima. La politica non esiste più in Italia da quando ha dato via Pertini, ora è solo conflitto di interessi. Guarda Giuseppe, non ti posso dire né che c'hai torto né che c'hai ragione perché quando c'era Pertini io manco c'ero, quindi figuriamoci. Lo sai che c'è Cappe? A me un cucchiaino di zucchero mi fa gustare ancora meglio il caffè. Per carità, amaro è comunque buono, ma ci devo avere un cucchiaino di zucchero. A me piace non troppo dolce e non troppo amaro, una via di mezzo. È uguale alla mia, de mascherina? Giorgio, io non ho capito una minchia di quello che hai scritto, perdonami. Perdonami, ma non ho capito niente. Ma che a Cagliari, Cubra? La vendevano qui, non mi chiede come, cioè un santo probabilmente si è messo a vendere qua, ce l'ha di tutte le squadre, ma veramente di tutte, e c'ha pure quella del Cagliari. C'ha pure quella del Cagliari. E me l'hanno presa. Ciao anche a te, Francesco. Però nascondo il commento. So cattivo. Come li vedi Rugani Godin a sta linea difensiva? Boh, staremo a vedere chi ci giocherà in difesa. Dipende se giocheremo con la difesa a 4 o a 3. Anche se penso che giocheremo con la difesa a 3. Bevi alcolici? Non frequentemente, però quando c'è la possibilità, sì. Parlando di Cagliari, c'è la possibilità che a Samoa giochi già domenica. Tra stasera e domani firma. Avrebbero detto che firmava già tempo fa, però ancora non ha firmato. Staremo a vedere. Ma pensa che bello avevano i prodotti che Cagliari. Sì, non so come è possibile. Ripeto, questo è stato un santo. E infatti, praticamente tutti e tutta la mia famiglia si è presa poi la mascherina del Cagliari. Ah, ok, Giorgio, ok. Non avevo capito. Che ne pensi della Roma? Penso che è una grandissima squadra, molte volte rovinata dai tifosi. Perché io ho sempre avuto problemi con i tifosi della Roma. Però anche se negli ultimi tempi sta migliorando la cosa, sta migliorando. 3-5-2, io penso più un 3-4-2-1 più che un 3-5-2. Ti piace l'odore di uova cruda? Ni? Ni. Diciamo di ni, ecco. Ciao Mario, non sei ottimista sulla permanenza in Serie A? Non so che dirti, non ti dico che rimarremo assolutamente in Serie A, però a me cambia poco la categoria in cui giochiamo, quindi per me non è un problema. Il problema è quando si fanno figure di merda, più che altro. Comunque 4-2, mm, due prime punte così
A me non piace, poi Pavoletti non è più il giocatore di prima, non che prima secondo me lo fosse, però vabbè. Ciao Christian, la maggior parte sì, Cobra, la maggior parte sì. Ciao anche a Dreamcatcher. E beh sì, col 3-5-2 per forza devono giocare a tutta fascia gli esterni, quindi devono fare tutte e due le fasi, quindi... Vabbè, si è sbagliato a scrivere, Cri. Non sai quanti ne leggo che mi chiamano Mirko al posto di Miro. Ci ho fatto l'abitudine. Oh Gesù, Gesù, aiutami, aiutami tu. Io però ho finito sto cazzo di caffè. Mm. Le stiamo a fare tutti, secondo me, Mario. Le stiamo facendo tutti. Cioè, tutti stiamo facendo figure di merda, a partire dai giocatori, dall'allenatore, la società, tutti. Non tutti, c'è qualche eccezione, Cubra, però mia madre e mio zio e mio cugino sì, ti fanno Cagliari. Ciao Kevin, un bacione. Oh, è da tanto che non c'eri, che? È da tanto. Bello su caffè, assolutamente. Ti alleni a casa? C'ho il lavoro per allenarmi, mi basta quello, infatti sono stanco morto. C'ho sta spalla che è andata, proprio finita, morta. Eh, Poi le ginocchia oggi mi facevano un male cane. Vabbè. Ma il bitter ormai l'ho accantonato. Il caffè c'ha la priorità su tutto, raga. Io so caffè dipendente. A te personalmente ti sta simpatica l'Inter o non la sopporti come la Roma? Beh, l'Inter mi sta indifferente, devo essere sincero, non c'ho né odio né amore per l'Inter. È una squadra come un'altra. Scusate, raga. Ah, nasci come tifoso cagliaritano, da piccolo tenevi peraltro tipo le big. Allora, tecnicamente sì, cioè io sono sempre stato del Cagliari, solo che da piccolo alcune volte mi vergognavo, non so per quale cioè so il motivo, perché volevo essere simile ai miei compagni e quindi facevo finta di tifare altre squadre, ho fatto finta di tifare la Roma, di tifare la Lazio, di tifare l'Inter, di tifare la Ternana, che poi se devo dire che tifo Ternana, cazzo dico che tifo Cagliari, però vabbè, ho fatto finta di tifare il Barcellona, Real Madrid, tutto, tutto. Però a una certa ho detto, "Oh, io sono del Cagliari, che cazzo faccio finta?" E quindi, diciamo, sono sempre stato cagliaritano, però quando ero più piccolo non, mi vergognavo di questa cosa e poi, sti cazzi, è andata a scema ovviamente. Mi è piaciuta comunque come domanda, Cappi, grazie, veramente molto interessante. Poi quando mi fanno queste domande così a me mi gusta. È un bel po', sì, Kevin, è veramente un bel po'. Tra l'altro un giorno di questi toccherebbe rifà party sulla Play io e te, eh? Ciao Miguel. Lo so Christian, lo so, però da ragazzino uno non sa quello che fa. Scusa se mi ripeto, ma il mercato è stato deludente, presa gente che praticamente non ha minutaggio. Sulla carta, diciamo, ha lasciato un po' di amaro in bocca, però per giudicarlo in toto io aspetterei di vederli questi nuovi acquisti, perché giudicarli adesso quando non hanno giocato nemmeno un minuto ha poco senso. Nainggolan a parte, che per me Nainggolan c'è stato pure nel girone d'andata praticamente. Lo so, Cubra, mi piacevano i colori all'epoca. Mi piacevano i colori.
Ma non è essere fatto apposta per essere uno come di noi, cioè uno tifa una squadra, punto. Poi può far finta di tifare altre squadre, però uno è di una squadra, punto. Cioè, ho capito che ero del Cagliari, era inutile far finta di essere da Roma o da Lazio. Da piccolo ero molto, molto, cioè, stavo molto a pensare a quello che pensavano gli altri di me. Poi a una certa me ne sbatto veramente il cazzo di quello che pensano gli altri. Infatti un salto ho finito poco fa di... non lo sapremo mai. Secondo me mancano dirigenti come Matteoli, Capozucca, io lo rivorrei prima di subito, anche perché attualmente praticamente non abbiamo un direttore sportivo, quindi, perché quello non è un direttore sportivo. Non l'ho scelta la strada, Christian, io ci sono nato in quella strada, ci sono nato. Io ero piccolo, seguivo un po' l'Inter, mi hanno regalato il completino, poi durante l'adolescenza crescendo, iniziando a seguire le partite del Cagliari, ho capito che ci tenevo molto di più, come è giusto che sia, come è giustissimo che sia. Come la vedi con la Lazio? Mi astengo dai pronostici, mi astengo veramente tantissimo dai pronostici, evito dei falli. Qualcuno ha detto anni fa la sciagura, cioè l'anno scorso la sciagura è iniziata con la partita con la Lazio. Stai a vedere che contro la Lazio finisce? Io lo spero. Io lo spero. Ciao Albi, un bacione. È buono Capozucca. Si vede poco Capitan Conti in dirigenza, ma il ruolo di Conti penso che sia più che altro per quanto riguarda il settore giovanile. Non credo abbia più di tanto voce in capitolo. No, allora, spieghiamola perché non è così. Non mi hanno picchiato perché tifavo Cagliari e né tantomeno mi hanno picchiato. Era così, era un'estate, ci avrò avuto 12-13 anni. C'avevo la maglietta del Cagliari, quella della stagione della salvezza, ok? E intanto c'ho anche a Music. E praticamente dietro quella maglietta non c'avevo il nome di un giocatore, ma c'avevo il mio cognome, quindi c'avevo scritto Bandinu con l'11 sulla maglietta. E stavo andando in giro in bicicletta, mi stavo a fare i cazzi mia tranquillamente. Arriva uno che così, dal nulla, mi dice che cognome de merda. Io tranquillamente, ma proprio con la nonchalance, fermata a bicicletta, gli ho messo qua stambecca là il freno, sono sceso, l'ho preso dal colletto e l'ho appiccicato al muro. Ho detto, ma con tutta la tranquillità del mondo, ma veramente vi giuro, tranquillo ero. E ho detto, non lo dire mai più. L'ho fatto scendere e me ne sono riandato. Tranquillamente. Però nessuno ha menato l'altro. Comunque secondo me il mercato è stato tra i migliori della Serie A. Aspettiamo a giudicarlo. Aspettiamo a giudicarlo. Conte farà la difesa, farà il nuovo modulo DCPM, DPCM, come cazzo è. Andrea, intanto ciao Andrea. Duncan e De Iola out e non ha preso un regista e uno apposta al posto di Oliva in panchina. In campo Chimmenti, Nandez, eh, Nandez, Nainggolan e boh, non ho idea. Non ne ho idea. Esatto, esatto, Cubra. Ciao Manuel. Ciao Manuel, un bacione. Consigli per l'asta di riparazione, lo stai a chiedere alla persona più sbagliata. Tra l'altro penso che
Questo sarà l'ultimo anno in cui farò il fantacalcio, perché sono arrivato a un punto e non gliela faccio più. Mi sono rotto veramente le palle di sta presso al fantacalcio. Basta. Quindi questo è l'ultimo anno che... Per l'asta di Perasic, chi te consiglio? Te consiglio, come si chiama? L'attaccante dello Spezia. Quello là che ha fatto un boato de gol, non mi ricordo come si chiama. E... Boh. Non te saprei dire, nemmeno io sono stato appresso. Nzola, bravo Kevin. E Sharawi, perché ti consiglio Sharawi. Poi dipende come lo fai, che modalità, quanti siete. Ci stanno vari cazzi con cui te devi pure mettere a fare i conti, quindi non... Perché non è che mi annoia il mi sono rotto le palle di stargli appresso, non ce la faccio più. Cioè io devo stare con l'ansia che rischio di non mettere la formazione, ma sai che cazzo me ne frega a mettere il fantacalcio. Basta, basta. Quest'anno è l'ultimo. Quest'anno è l'ultimo. Anche qui sul canale, quest'anno è l'ultimo. Basta, non la faccio più. Mi sono rotto proprio le palle e stai appresso. Faticoso. Sì, ho finito col Fanta, Cubra, ho finito, non la faccio più. Non la faccio, stai appresso. Non la faccio, stai appresso. Sì, Christian. Sì, sì. Secondo te siamo senza regista? Te ce lo prenderesti? Io avrei preso Pulgar. Avrei preso Pulgar. In quanti allora io faccio 3 fantacalcio. Uno con gli iscritti e 2 a lega privata. Uno mantra e uno classic. E in quello classic siamo in 6, in quello mantra siamo in 8 e in quello con gli iscritti siamo una ventina, credo. Dal 98-99 ho detto addio al fantacalcio. Hai fatto bene, Music. Hai fatto benissimo. Però quando vince è bello. Ma non è che io provi tutta sta gioia, sinceramente. Tanto ciao anche a Giacomo. Avrei tenuto Cicarini. No, io Cicarini li avrei dato via a prescindere. Scelta, secondo me, è stata giusta quella di Ceteno. Sì, quest'anno ci contendiamo il primo posto, Cristian. Quest'anno sì. A proposito, oggi è mercoledì, domani mi devo ricordare di mettere formazione, vedi? Dio mio, che palle. Una rottura dei coglioni, oh. Ma tutti a rimpiangere Cicarini come se Cicarini le ultime partite che abbia giocato col Cagliari le abbia giocate come se fosse Gesù Cristo sceso in terra. Manca cioè non si vede manca a Crotone. Quindi rimpiange Cicarini secondo me ha poco senso. Io non l'ho mai fatto a soldi, Steve. Non l'ho mai fatto a soldi, quindi non ti saprei dire. Scusate, raga, ma sto tappato. Scusa, Manuel, ma il bot t'ha sospeso perché hai fatto troppe emoji, probabilmente. Cranio già promesso all'Inter? Pare di sì. Cioè, da quello che so io, sì. Secondo me fare il fantacalcio a 20 non ha senso, anche perché a 20 vengono delle squadre orribili. Cicarini molte volte sbaglia i passaggi a 2 metri. Ma sì, ma... Non rimpiange adesso come adesso Cicarini ha veramente poco senso. Non ci siamo privati Cicarini nel suo momento migliore. Nel suo momento migliore. Cioè non ci siamo liberati così a cazzo di cane di Cicarini. Era un giocatore che stava facendo male, il Cagliari giustamente liberato, ripeto, scelta più che condivisibile secondo me,
Quindi non vedo il motivo per rimpiangerlo. Poi ci sta perché dici cazzo, hai dato via Oliva, adesso uno come Cicarini sarebbe servito. Quello sì. Però secondo me giocheremo con un 3-4-2-1 senza regista. Eh sì, io Steve poi so taccagno, quindi a Sordi non mi è mai piaciuto. Anche perché secondo me il fantacalcio è 90% culo, quindi lo spero, Cubra, lo spero. Lo spero tantissimo. Poi se non rimaniamo in Serie A, amen. Io spero solo che ci provino. Che app usi per il Fantagazzetta. Fantagazzetta per il Fantacalcio Classic e Mantra e Fantapazzo per quello con gli iscritti. Il problema è che Difra ha chiesto insistentemente un regista e alla fine non è arrivato. Lo so, Alessio, se per questo stiamo insistentemente chiedendo un terzino sinistro recente da anni. Però non c'è. Quindi non è una novità che non sia arrivato il giocatore che serviva al Cagliari. Cherry non l'ha voluto nessuno, e te credo. E te credo. Ma chi lo vuole? Poi per carità, le ultime partite sta pure a giocare meglio del solito, eh. Quindi, però stiamo parlando comunque di un giocatore che in Serie A ci azzecca poco. Comunque, se analizziamo le rose della Serie A, il Cagliari è secondo solo alle prime 7 sulla carta, sei d'accordo? Ma secondo me per singoli il Cagliari ha una rosa più che discreta. Assolutamente. Dopo Agostini poca roba sulla sinistra, esattamente. Ma è partita la moda Luvumbo, ma perché Luvumbo è Luvumbo, Matte, cioè, vogliamo scherzare? Sfatiamo un mito, Luvumbo esiste, fino a quando non lo vedo in campo per me non esiste. Non seguo molto il Cagliari, ma il presidente non spende per il bene del Cagliari. Lo sai che c'è Kubra? È che il presidente spende, perché non si può negare che abbia speso. Negli ultimi 2 anni penso abbia investito una cinquantina di milioni per il Cagliari. Il problema non è tanto quanto si spende, ma come lo si spende. Perché puoi spendere anche 100 milioni, ma comunque avere una rosa che fa schifo. Magari spendendo 25 ne spendi un quarto, però ti fai una rosa come Cristo comanda. Capito? È lì la differenza. Infatti io non mi trovo d'accordo su quelli che dicono vorrei un arabo che metti i soldi, un cinese che metti i soldi. Io no. Per me può rimanere anche Giulini, ma gli serve un DS serio. Perché se no può spendere tutti i soldi che gli pari, ma il salto di qualità non lo faremo mai. Mai. Giulini se la gioca con Krause del Parma, chi li spende di più e peggio. Però aspetta, chi è il DS del Parma? E me sto zitto, che a me mi è stato sul cazzo fin da subito. Giulini secondo me è migliorato come presidente, ha acquisito esperienza. Non sembra, Albe, non sembra. Non sembra. Secondo me non sembra. L'avete detto voi, io non l'ho detto. Quanto c'è ragione, Kevin? Quanto c'è ragione? Quanto c'è ragione?
Non è quella la domanda, Dreamcatcher, la domanda è: il Cagliari ha un DS? Perché ricordiamoci poi che Carta in realtà non è un direttore sportivo, è un po' come era Rossi 2 anni fa, che Rossi veniva dal settore dello scouting del Sassuolo e il Cagliari l'ha assunto come direttore sportivo. Stessa cosa Carta. Carta è responsabile del settore giovanile sulla carta, però noi ce l'abbiamo come DS. Quindi ma lasagna a noi avrebbe fatto schifo. Ma ti saresti dovuto liberare di Pavoletti o di uno tra Pavoletti e Cerri. Altrimenti prendere lasagna avresti avuto 4 prime punte là davanti. Sono un boato. Ciao Gabriele, ti piace matematica? Mai piaciuta più di tanto. Il salto di qualità tu non lo farai mai a prescindere, siete solo i ragazzini che crescendo imparerete a capire e spiegare tempo e qualcuno si fotte il fegato. Ma che commento è? Cosa volevi dire? Per fare il salto di qualità oggi ti servono molti anni, ormai si è creato un distacco enorme tra le prime 7 e le altre. Enorme sì, ma non incolmabile, secondo me. Esatto, Cobra, l'importante è spenderli bene. L'importante è spenderli bene. Quando lo avevamo l'abbiamo mandato via. Sì, purtroppo sì. Anche se non mi sbaglio è Capozucca che se n'è voluto andare in realtà, eh. Finalmente una buona difesa, Rugani Samoa, così ci salviamo. Speriamo, Luciano, speriamo. Vediamoli sul campo prima di dire se sono buoni o meno. Secondo me alla fine il DS del Cairi è Giulini, è lui che comanda ed è cocciulo di testa. Allora ha detto una cazzata quando ha presentato Di Francesco, perché quando ha presentato Di Francesco, che era anche la presentazione del direttore sportivo, ha detto che la squadra, cioè la rosa, sarebbe stata costruita da Di Francesco e dal DS. L'avrebbero costruita loro. Quindi o ha detto una cazzata Giulini o l'hanno costruita di merda l'allenatore e il DS. Sono due le cose. Che si sa di Sean? Intanto ciao Giuseppe. Da quello che ho capito, Sean è sfumato. Non dovrebbe arrivare. Da quello che so io. Se Giulini avesse avuto un progetto serio, a quest'ora il Cagliari poteva stare anche al posto dell'Atalanta. Ricordiamo, ragazzi, che Capozucca avrebbe portato volentieri Gasperini a Cagliari. Il Cagliari voleva prendere anche Sarri, che per carità non significa nulla, non significa assolutamente nulla, però magari quello che hanno fatto con le loro rispettive squadre avrebbero potuto farlo con il Cagliari, quello che ha fatto Gasperini con l'Atalanta e Sarri con l'Empoli e col Napoli, avrebbero potuto farlo con il Cagliari, però non c'è stato modo. Volevo dire che sei giovane a rovellarsi il cervello per questo calcio ormai malato, col tempo imparerai a fregartene. Lo sai che c'è? Io non è che adesso non me ne cioè adesso mi vedi così, io ne parlo. So che è un calcio malato, so che è tutto quanto, ma io amo il Cagliari, quindi calcio malato o calcio sano, io parlo del Cagliari. Poi se il calcio è malato, non è che io ci posso fare qualcosa. Io, per esempio, già le partite e tutto quanto le sento molto molto meno di come le sentivo anni fa. Ma quella penso sia un processo dovuto. Magari non tutti avranno questo processo, però a me è capitato. Poi ti faccio questo ragionamento e lo amplio a qualsiasi cosa, ma lo faccio per te e vale per tutti. Non abbiate mai la presunzione di pensare che se una cosa vale per voi, valga anche per gli altri.
Perché è una cosa che a me mi manna in puzza, come si dice a Roma, perché non ha senso. Quindi se tu pensi che col tempo, cioè se tu col tempo ti sei disinnamorato del calcio, non pensare che se lo hai fatto te lo faranno tutti, ok? Era quello il senso. Anch'io certi giocatori tipo Gagliardini, devo capire che sta a fare all'Inter. Me lo chiedo pure io. Me lo chiedo pure io. Intanto abbiamo preso 6 giocatori e domenica non gioca neanche uno. Vedremo, vedremo. Albe, sapevamo tutti che Sarri doveva arrivare a Cagliari. Lo so, Pallina, però non per tutti è così. È quello il fatto. L'Atalanta, oltre ad avere Gasperini, ha il settore giovanile tra i migliori d'Italia. Noi stiamo cominciando a vedere i risultati dall'anno scorso. Pure quello è vero, Alessio. Pure quello è vero. Pure quello è assolutamente vero. Però se ci fai caso, l'Atalanta ha sfruttato il settore giovanile all'inizio, perché poi da quel momento non ha più puntato ehm, a, a sfruttare i giocatori provenienti dalla loro cantera, perché la maggior parte li manda in prestito. Ma Pallina, io non è che ho 16 anni, 15 anni o 12 anni, lo so che ci sono cose più importanti, però quello che ti volevo dire io è che se una cosa capita a te, non significa che necessariamente capiterà anche agli altri. Era quello che volevo farti capire. Che è una cosa che a me mi fa proprio rodere il culo come ragionamento, perché uno pensa è successo a me, quindi devo avvertire gli altri perché succederà anche a loro. No, non è così, capito? Era quello che volevo dire. Lo so già da me che ci sono cose più importanti, tranquillo, ne sono ben consapevole. Ciao Cartal! Io infatti sto a fare sta live con dei dolori di schiena disumani, con questa spalla che mi sta crollando, con le ginocchia a pezzi, ma la sto facendo. La sto facendo perché mi piace. Ah, vabbè, non c'aveva senso, devo ricollegare. I dolori sono dovuti al lavoro. Quindi, ovviamente il lavoro ha la priorità, però nonostante tutto sto qui. Novità su Scione, ciao Briccolo, da quello che so io è sfumato. Da quello che so io è sfumato, Scione. È quello, Cobra. Cioè, io lo so che il calcio non è più come era una volta, ma non è che servo io a dire questo, però comunque amando il Cagliari lo seguo a prescindere. Briccolo è quello che so io, poi non so se sia la verità, non lo so, però io ho sentito che è sfumato Scione. Staremo a vedere, staremo a vedere. Già mi ammiri per il fatto di essere un cagliaritano non sardo, ma non credo sia un motivo così grande da meritare l'ammirazione. Mi sembra esagerato, dai. Secondo te ci salviamo? Lo spero. Non ho certezze, lo spero soltanto. Pavoletti lo venderesti, ma prima di subito. Sapete che io non amo per niente Pavoletti, quindi lo sbolognerei prima di subito. Daresti Pavoletti o Cherry se avessi la possibilità tutti e due?
Sì, mo Diego Costa, basta andare a prendere i nomi. Basta andare a prendere i nomi grandi, ma non giocatori funzionali. Basta, basta. Su Google Translate, Sean in tedesco significa bello. Non lo sapevo. Non lo sapevo. Sono d'accordo, giocheremo in una difesa a 3. Con questo centrocampo saranno dolori. Ma per forza di cose devi giocare una difesa a 3 se sei arrivato ad avere 6 difensori centrali. Per forza di cose. Per forza di cose. Se no avrebbe veramente poco senso. Anche Lorenzo, c'è da dire anche quello. Se so solo 5 milioni poi, Se so solo 5 milioni. Esatto, Matte. Ormai non abbiamo nessun introito. Appunto, Dreamcatcher. Cioè, di cosa vogliamo parlare? Perché a un certo punto dicessi che non volevi più guardare il Cagliari finché avrebbe fatto così schifo, poi hai cambiato idea? Ma io lo dico ogni volta, Steve. Io lo dico ogni volta. Io l'unica partita che non ho guardato, cioè che non ho guardato tutta, proprio per mia volontà e non perché dovevo fare altro, è stata Atalanta-Cagliari di Coppa Italia. Che quando ho visto il gol di Sottil, perché io quella partita in realtà l'ho vista fino al gol di Sottil, ho visto come hanno esultato per il gol di Sottil e l'ho chiusa perché lì ho capito che sarebbe andata a finire allo scatafascio quella partita. Però lo dico sempre, ma è la rabbia del momento. Io non ce la faccio comunque a non guardarlo il Cagliari. Non ce la faccio, è un richiamo troppo forte. Lo so, Cartal, che tu ci simpatizzi per via di Vicario. Quello che voglio dire io è che in 40 anni ho mandato giù tanti di quei bocconi amari che alla fine ti rifiuti. Lo so, ma tanti ne manderemo giù anche noi di bocconi amari, ma questo sta anche nell'essere un tifoso del Cagliari. Secondo me il bello, se bello possiamo definirlo, è anche questo, che non abbiamo mai avuto nulla di facile. Se ti posso dire la mia, Giulini non capisce un cazzo di calcio, ma penso sia un pensiero comune. Ho l'impressione che molti giocatori non seguono molto i moduli una volta sceso in campo. Io non so qual è il problema, però sinceramente nemmeno mi interessa scoprirlo perché tanto se lo scopro io cambia poco. Mi sarei aspettato sinceramente almeno il ritorno di Landinetti per coprire il buco lasciato da Oliva. Avrebbe avuto senso Lorenzo ed è proprio per quello che non l'abbiamo fatto. Vicario non sfigurerebbe come titolare, assolutamente Dreamcatcher. Miro, come avevano esultato? Avevano esultato come se avessero fatto un qualcosa di normalissimo, cioè avevamo pareggiato al momento la partita, hanno esultato come se non gliene fregasse un cazzo. Ed è lì che mi ha dato fastidio. Ho detto allora che cazzo me la guarda a fa? Non gliene frega un cazzo a loro, me lo fa venire sangue amaro io e l'ho levata. Infatti poi non l'ho guardata più. Torneresti a Cellino? Per alcune cose è meglio Giulini, per altre è meglio Cellino. Se facessero una fusione forse creerebbero il presidente perfetto, chi lo sa. Secondo me è meglio scoprire un giovane di prospettiva o un giocatore di esperienza, o acquistare un giocatore di esperienza, giovane di prospettiva, assolutamente. Meglio la Serie C che vincere scudetti da tifosi delle grandi. Ah, questo è una cosa personale e soggettiva. Io sinceramente preferisco guardare il Cagliari. A me basta questo. Poi la categoria è irrilevante.
Se non volevi mandare giù tutti questi bocconi amari, potevi scegliere tra Lazio e Roma. Lo sai che c'è, Steve? È che la squadra uno, secondo me, non la sceglie. Tu non puoi scegliere una squadra. Non puoi. Perché la squadra tu la senti tua, la senti parte di te. Quindi non puoi sceglierla. È un po' facendo un parallelismo, no? È un po' come l'orientamento sessuale. Cioè uno non è che sceglie di essere gay, uno lo è. Uno non sceglie di essere etero, uno lo è. Fa parte dell'essere della propria persona, quindi non è una scelta. Ma alla fine vi ricordate Silvestrone? Quello che voleva comprare il Cagliari per conto degli arabi e poi sparì nel nulla. Alla fine arrivò Giolini. Oddio, mi ricordo che girava la voce degli arabi che erano attercosati gli yacht al porto. Con la fusione tra Arsenio e Giolini puoi anche ottenere il peggio da entrambe. Pure quello è vero, Albe. Non mi scordo i grandi cross di Cosso e le parate di Chimenti. Il più grande errore di questa stagione l'ha fatto la società, non adottando i giocatori all'allenatore. Però ragazzi, con questi giocatori non si può pensare di retrocedere neanche lontanamente. Su questo mi trovi d'accordo, Nico, però ripeto quello che ho ripetuto prima. Allora, se c'è un problema di rosa, ok? È da attribuire, c'è da attribuire una colpa, perché c'è un problema, ok? Quindi la colpa o è del presidente, perché ha detto una cazzata, perché quando ha presentato Di Francesco ha detto che la squadra l'avrebbero costruita Di Francesco e il DS e gli avrebbe dato carta bianca. Quindi o è colpa di Giulini che ha detto una cazzata e la squadra l'ha fatta lui, o la colpa è di Francesco e Carta perché la squadra l'hanno costruita loro, ma l'hanno costruita male. Quindi la colpa è di queste due, ci sono queste due possibilità. Ma è ovvio, Pallina, Cagliaritani si nasce, e non lo si diventa, secondo me. Luciano lo abbiamo, ma lo diamo all'Olbi a quanto pare. Allora, a Samoa, prima o poi dovrebbe firmare. Non si è saputo nulla nemmeno sulle visite mediche, perché io non ho letto da nessuna parte che se le ha superate o meno. Quindi non so se le abbia effettivamente superate. Però si vocifera che dovrebbe firmare a breve. Non mi chiede quando perché non ne ho idea. Per quanto riguarda Scione, so anche, cioè per quanto riguarda Scione, so che la trattativa è sfumata e che quindi non arriverà a Cagliari. Però ripeto, queste sono voci che ho sentito, non ne ho la certezza e prendetela con le pinze. Non fate affidamento a quello che dico io, eh. Però ad esempio io mi metto nei panni di Difra e anche se ho giocatori leggermente fuori ruolo, non congeniali alle mie idee di calcio, mi dà fastidio, però fotte sega e mi salvo. Lo sai che c'è? Io penso che Giulini sapeva che se tu prendi un allenatore come Di Francesco, tu necessariamente gli devi dare carta bianca per costruire la rosa. Che poi non serve. Ciao pallina, alla prossima. Non serve necessariamente un Godin in difesa o un Nandez a centrocampo. Servono dei giocatori che siano funzionali. E se quei giocatori sono funzionali a quello che è il gioco di Di Francesco, la squadra rende. Ma per forza di cose rende. Tranquillo, Christian. Tanto sta live dura veramente poco. Tra una ventina di minuti stacco. Che mi vorrei riposare un pochetto. Sono stanco morto. Non c'entra nulla col calcio, so di essere fuori tema. Dream, guarda, a me ogni tanto meno si parla di calcio e meglio è anche bello variare gli argomenti.
A me piace parlare di tutto, quindi tranquillamente gli off topic sono i benvenuti. Resident Evil 8 Village non ti saprei dire perché io poi mi sono fermato al 5 di Resident Evil. Quindi da lì in poi non li ho più toccati. Non ho nemmeno mai visto un trailer dell'8, non ne so nulla. Quindi non ti saprei dire assolutamente niente. L'ultimo che ho giocato è stato il 5, che tra l'altro avevo anche la limited edition. Secondo te prenderemo un mediano? Se lo prendiamo dalla lista svincolati. Non lo andiamo a comprare, ovviamente. Oppure richiamiamo qualche giovane in prestito. Io personalmente spero davvero tanto che vi salvate perché a me dispiace tantissimo quando una squadra che conta davvero in area retrocede in B. A me Cubra dispiacerebbe il giusto, devo essere sincero. A me dispiacerebbe solo quando il Cagliari retrocede in una serie che non posso, in cui non posso guardarlo per dire l'eccellenza. Intanto mi do una grattata. Però fino a quando stiamo in Serie A, Serie B, Serie C, a me ne sbatte il cazzo. Me ne sbatte il cazzo di dove gioca il Cagliari. Proprio detto in parole povere. Ti piace Pane Carasau, la canzone di Giulio? Non so se l'ho sentita quella. Se è quella che mi hai mandato te, non... Nì. Quando è cominciata? È cominciata 51 minuti fa la live, anzi 52, Giorgio. Squadra di basket preferita? Italiana? Simpatizzo per Sassari e Roma. Tra l'altro la Roma è andata fallita, se non mi sbaglio. Americana e Lakers. Comunque non ne usciamo, ragazzi, non c'è storia, non può esistere. Ma cosa? Ma quando abbiamo ceduto Pisecane a Lecce non potevamo prendere Mancosu? Un altro trequartista? So troppi poi. La Roma è tornata in Hades. Ma da quello che so è andata fallita. È andata fallita la Virtus. Matte, tranquillo, non spammare il mio Twitch, tanto c'è il bot che lo spamma. Ah, non ne usciremo dalla zona di retrocessione, secondo me. Nico, se retrocede, amen. Cioè, c'è poco da fare, eh. C'è poco da parlarne. Uno spera che non succede, quello è chiaro, però ti dava più soluzioni immediate. Ma Mancoso è un trequartista, non è un centrocampista. Anni fa era fallita, adesso sta di nuovo in A. E io sapevo che era fallita un'altra volta. Boh, vabbè. Io a questo punto richiamerei dal prestito la Dinetti e fare il ruolo di regista. Non sarebbe una scelta così sbagliata, ma per niente. Per la legge dei grandi numeri, prima o poi torneremo a vincere. Ed è proprio per questo che non accadrà. No, ovviamente si spera che accada, eh. Però siamo, siamo bravi a sovvertire quelle che sono le leggi del mondo. Marieri è fallito? È solo retrocesso da quello che so. Sì, è nuovamente fallita, e infatti me lo ricordavo. Potendo scegliere, preferiresti la fine della pandemia o la salvezza del Cagliari? Perché proprio la seconda? Perché posso andare sempre in giro a testa alta portando questa. Vabbè che la potrei portare a prescindere in giro a testa alta questa, però
Sono sicuro che ci salviamo. Speriamo, Dreamcatcher, speriamo. Chi era il calciatore che abitava vicino a... Allora, vicino a me abita Ricciardi, non mi ricordo mai come si chiama, comunque quello della Roma che è andato in prestito al Pescara, e ci abitava anni fa Pigliacelli, che adesso gioca, ex portiere della Pro Vercelli, che adesso gioca in Romania. Poi è della mia stessa zona Imone Calì, che è andato sulla bocca di tutti per quella storia dell'Atalanta che compra un giocatore, se non mi sbaglio, dalla prima categoria, seconda categoria, che era eccellenza, mi ricordo. Pure lui è della mia stessa zona. È della mia stessa zona anche Alan Mastropietro, che ha giocato nelle giovanili del Genoa e della Virtus Lanciano. Claudio Ranieri aveva una macelleria che stava sotto casa mia. E poi basta. Credo che alla fine la pandemia deve arrivare per e con altre cose. In che senso? Comunque chi dovrebbe fare il regista nella situazione attuale? Marin? No, ovviamente. No, non deve giocare Marin cioè regista. Sì, vabbè, ma... Ciao Gabriele, alla prossima. Un bacione. Albe, se devo giocare con Nainggolan sulla mediana, no. Nainggolan sulla mediana, no, per favore. Per carità lo può fare, ma lo limiti troppo. Lo limiti veramente troppo. Sì, Bigliacelli gioca nel Craiova. Te l'hanno già chiesto se secondo te scendiamo in B? Beh, diciamo che è l'argomento che va per la maggiore, Sarrischi. Quindi io ripeto, spero di no, ma se si retrocede, si retrocede. Amen. Mamma mia, stanchezza. Che stanchezza. Oh Gesù, Gesù. Aiutami te, aiutami te. Ah, mi sono scocchiato 87 ossa. Ah, oddio mio. Ferma e me spezzo, ferma e me spezzo. No, non è rassegnazione. Cioè, nel senso, se si retrocede, amen. Non è che a me mi cambia qualcosa, era quello che volevo intendere. Praticamente oltre a Nandez, Marin e Duncan abbiamo solo il De Iola attualmente, sì. E volendo Nainggolan, però. Volendo anche Nainggolan. Ancora una domanda off topic. Come stanno in Italia le vaccinazioni contro il Covid-19? Non ne ho la minima idea. Non ne ho la minima idea. Ma che fomentato qui, sono stanco morto, sono stanco morto. È tosta. Cioè, lavoro 3 ore, ma quelle 3 ore è come se fossero il triplo. Cioè, è come se lavorassi 9 ore nell'arco delle 3 ore. Bestiale, regà. Bestiale. Orientamento politico. Non è che io abbia un vero e proprio orientamento politico. Se mi devo orientare verso un qualcosa, io mi definisco antifascista.
però non dico né che so di sinistra né di destra, vabbè, di destra ovviamente no, però quello che mi rispecchia di più è antifascismo. Mo te lo immagini che Difra adatta Tramoni o Pereiro per fare il regista, per carità di Dio. Per carità di Dio. Ciao Gri, grazie, grazie mille. Un bacione. Le vaccinazioni vanno a rilento, di questo passo la finiamo nel 2024. Probabile. Però hai l'aspetto da giovane di Casa Pound. Così mi offendi, se rischi. Così mi offendi. Ah, scrivi dalla Germania. Ah, ok. Ah, ok, Dream. No, non lo so, qui sparano numeri a caso, quindi non ne ho idea. Non ho salutato te, c'è uno che si chiama Chris M. Palleggi. Ho salutato lui. Sì, abbiamo anche Pereiro. Abbiamo anche Pereiro. Quando eri più piccolo giocavi? Sì, tra l'altro c'ho una foto lì di quando giocavo. Di quando ero bambino, che manco c'avevo tutti i denti. Io il vaccino lo farò anche se ho paura, sinceramente. Io lo faccio. Ruolo ero abbastanza piccolo, quindi mi hanno fatto giocare in quasi tutti i ruoli, sia in porta che in difesa che centrocampo che in attacco. Io ho smesso presto di giocare, ho smesso molto molto presto, quindi non, non sono arrivato più in alto de... Oddio, dopo i pulcini ci stanno gli esordienti, eh? Mi sa io gli esordienti non ci sono arrivato, sono rimasto ai pulcini. Ok, allora io mi sono fermato ai pulcini. Mi sono fermato ai pulcini, sì. Se il Cagliari dovesse retrocedere, quanto ci rimarresti male? Ci rimarrei male, ma non mi rovinerebbe la vita, ecco, mettiamola così. Faresti male allenatore? Assolutamente sì, cioè, mi è sempre piaciuto l'idea di eventualmente prendere il patentino, però non credo di avere le competenze tattiche necessarie per poterlo prendere. Miro al Cagliari, perché no? Giocatore preferito in generale non ce l'ho. Il vaccino lo faccio dopo un po', non voglio essere una loro cavia, non voglio vaccini sperimentali. Non saresti una loro cavia, Cobra. Cioè, prima di mettere in giro la roba, ovviamente la provano. Non è che fanno i vaccini a cazzo di cane, ovviamente. Io li vedo come portiere di futsal. Beh, a larghezza la coprirei tutta la porta, quindi sarei un ottimo portiere. Sì, solo pulcini. Vorrei restare, ma tra poco devo studiare per Ma vai, Gri, tanto tra poco vado pure io. Cioè, alle 6 stacco. Quindi. Cosa ne pensi della situazione del Basilea che quest'anno non si è qualificato nemmeno in Europa League e quest'anno rischia di vincere di nuovo lo Young Boys? Mi dispiace perché simpatizzo molto il Basilea, però ormai è lo Young Boys che comanda in Svizzera. Oggi firma Quaduo. Ciao Ubra, alla prossima. Un bacione. Perché non fai mai video delle pagelle post partita? Perché sono inutili. Secondo me sono inutili. Se devo fare un video faccio quello del post partita direttamente, non mi metto a fare le pagelle. Quanto fa ridere che a Berna una squadra si chiama Young Boys e l'altra Old Boys.
Non sapevo minimamente dell'esistenza di Old Boys. Che ne pensi delle dichiarazioni fuori logo di Gasperini dopo la sconfitta con la Lazio? Non so cosa abbia dichiarato Gasperini. Non ne ho la minima idea. Madonna, Manuel, ormai ho un sogno. Ho un sogno. Voglio Lumumbo che segna domenica. Domenica la guarderai con Giovanni Stramacci? No. Fortunatamente no. Fortunatamente no. Le pizze erano arrivate poco prima e io era da mezz'ora che stavo a cercare di aprire quella cazzo di Cnusa non filtrata che non riuscivo a aprirla. Era mezz'ora che stavo a cercare di aprire quella cazzo di Cnusa. Tra l'altro poi quelle pizze che avevamo prese costavano un boato, erano minuscole. Minuscole. Vabbè, ma lì al centro costa di più la roba. Come ovvio che sia. Stanotte la guardi Napoli-Atalanta? Ma che cazzo me ne frega, stanotte vado a dormire, sto stanco morto. Che cazzo me ne frega della Coppa Italia? Perché fortunatamente avete litigato con Giovanni? No, 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 assolutamente. Fortunatamente perché tanto perdiamo sempre contro la Lazio ultimamente, quindi tra l'altro in rimonta. Segna Simeone e ci rimontano. Questo è il riassunto delle ultime partite con la Lazio. Quindi evito, fortunatamente nel senso tanto perdiamo, quindi è inutile. Comunque il video con Giovanni è rimasto storico, ovviamente. L'ultima volta che non ci sono cioè l'ultima volta che c'è stato Cagliari-Lazio abbiamo perso 2-0, quindi di solito abbiamo fatto almeno un gol. Non l'abbiamo vista insieme e manco un gol abbiamo fatto. Quindi paradossalmente è pure meglio se me la vedo con lui. Ho letto da qualche parte che Lumumbo era girato alla primavera. Io lo voglio in prima squadra. Usa l'accendino la prossima volta per aprire l'icnusa. Non ci riesco a aprirlo con l'accendino. Non ci riesco. Poi tra l'altro ormai non c'ho più accendini perché uso questa. Vai Matteo, vai tranquillo. Pronostico della partita? Io non lo faccio. Io non lo faccio. Mm, non li voglio proprio fare i pronostici. Nico, non sei il primo che lo dice, lo sai. Io lo spero tantissimo. Però, cazzo, la Lazio è tosta. È tosta proprio. Ultima cosa, il quadro l'ha riparato dopo il gol di Sottil. Tanto ciao Giorgio. Sì, l'ho riparato. Cioè, l'ha riparato mia madre. Però sì, l'ho riparato. Ma la pizza l'hai mangiata pure tu? Certo. Che guardo l'arte magnà. Scusa, eh. Ciao Bazzuzu, che ne pensi di Rugani? Giocatore che secondo me ci stava più d'estate che d'inverno. Però vediamo. Aspetto a giudicarlo, voglio vederlo giocare. Quindi vediamo cosa dice il campo. Dobbiamo provarci con la Lazio. Anche con la Lazio, vabbè, ma quello è ovvio, Gabri. Quello è ovvio. Io penso e spero di sbagliarmi, ma contro la Lazio e contro l'Atalanta sono 6 punti persi. Speriamo accada il miracolo. Sì, Fabio, sulla carta sono 2 partite nostiche di più, però dobbiamo vincerle. Dobbiamo vincere. Dobbiamo fare 3 punti. Abbiamo bisogno di 3 punti. Tranquillo, Dreamcatcher, nemmeno il mio è tanto decente. Anzi, il mio non esiste proprio di sardo, quindi. Lo so, Steve. Però la palla è rotonda e può succedere tutto in una partita. Grazie mille, Gri. Un bacione. Alla prossima. Non siamo più nella condizione di poter fare calcoli con le grandi.
non siamo più nella condizione di poter fare calcoli. Cioè, bisogna dare il massimo ogni cazzo di partita e cercare di portare a casa i 3 punti in ogni partita, a prescindere dalla squadra che ti trovi contro. Addirittura Ale, dici? Vediamo se segna Rugani. Speriamo, Robert, anche un pareggio sarebbe tanta roba, anche se abbiamo bisogno dei 3 punti, eh. Oliva venduto? Yes. Sottil dal primo minuto, io non lo farei mai giocare Sottil dal primo minuto, lo dico sinceramente. Io lo farei entrare ogni volta a partire in corso. Le prossime partite sono proibitive, se riusciamo a fare i punti è un miracolo, le avremmo perse in qualsiasi momento. Magari ora che abbiamo bisogno di fare i punti, chissà. Beh, sì. Ah, non sei sardo, Nico? Da dove sei tu? Voto di mercato entrata e uscita, non te lo dico Ale perché domani uscirà il video del pagellone del girone d'andata in cui parlerò anche di quello. Se non mi ricordo male ne ho parlato. Quanto ci hanno dato per Oliva? Nulla, perché è in prestito con diritto. Quindi se il Valencia lo vorrà dovrà pagare, se non mi sbaglio, 5 milioni. Giù di lì più o meno. Ah, dell'Emilia Romagna, grande. Ciao Ale, qui ci sono più tifosi del Cagliari non sardi che sardi. A questo punto mi sento da solo. Dai, c'è qua anche qualche sardo, dai. Ho ascoltato la scorsa live con il Magico Trio, bella davvero. Grazie mille, Robert. Grazie mille. Sono contento che è piaciuta. Poi il ritorno di Andrea è sempre ben gradito. Stanco, Ale, ma bene. Te? Vabbè, c'è Giorgio, sì, che è sardo. Albe pure. Facciamo così, regà. Facciamo così. Ciao anche a Fabio. Un bacione. Allora, al mio via, chi abita in Sardegna scrive hashtag sardo, chi abita nel continente scrive hashtag continente. Vai, andate. Dove abitate, non di dove siete, dove abitate. Voglio vedere tutti i hashtag. Eh no, vedi che siamo noi quelli pochi. Guarda, solo un continente ci sta. Nico, siamo da soli. Siamo da soli. No, c'è pure Robert, c'è pure Robert. Steve, incontinente Steve. Attenzione, si stanno riprendendo. Eh, eh, metà e metà, eh. Metà e metà, metà e metà. Perché ti ficai? Perché mio nonno era sardo. Questo è il motivo principale. Abito a Bologna, ok. Ok, allora, bene o male c'è un po' di parità tra i continentali e i sardi. Sì, sì, sono spuntati proprio prima i sardi, poi tutti i continentali. Bella sta cosa. Bravo Bazuzu. Tra l'altro Bologna a me mi ispira un botto come città. Dreamcatcher, tu gentilmente, perché io ho sta cosa, io anni fa sono andato a fare uno stage a Sestri Levante, in provincia di Genova, ho lavorato lì un mesetto, e c'era un aiuto cuoco che era tedesco. Tu gentilmente
Mi scrivi lettera per lettera come si scrive 55 in tedesco? Lettera per lettera. Perché voglio capire come si scrive. Perché a pronunciarlo è un qualcosa di veramente bellissimo. Qui abbiamo tra l'altro un caso di omonimia perché qui c'è l'altro Miro. Un bacione. Un bacione all'altro Miro, al mio omonimo. No, bolognesi tifosi bologna antipatici, no. Davvero? Poi che abiti a Sassari, te, Miro? Che abiti a Sassari cosa? Ah, ok. È bellissimo. Finzic. È veramente bellissimo. Tra l'altro, ovviamente non dirò dove abiti, Miro, però lui abita più vicino di quanto abiti io alla mia ragazza. Perché sono due paesi che stanno vicini e lui ci abita molto più vicino rispetto a me. Tra l'altro io ho tipo dei parenti dove abita l'altro Miro. Dai, raga, giusto perché stiamo ancora in 25 persone, resisto altri 10 minuti. Lo faccio per voi, eh? Perché fosse per me io mi andrei a buttare sul divano e buonanotte suonatori. Oh Gesù. Ma che devi fare? Non devo fare niente, riposà. Sostanzialmente riposà. Perché sono stanco morto. Oddio, poi sta sedia non te poi mette bene che fa un casino della Madonna. Comunque da romagnolo dico che come sardi non c'è nessuno. Assolutamente. E riposati con noi. Ma tanto prima o poi la dovrò chiudere la live comunque. Cristian, io non ho capito una minchia di quello che tu hai scritto. Di niente, Dream. Dormi in live, sì. Oh Gesù. Mamma mia, stanchezza. Oddio, Dio. Fai come Gischianto, dormi in live. Mi dovrei mettere però le casse, quelle proprio da concerto a palla, che appena arriva... vabbè, ma io non ho le donazioni, quindi non... a prescindere non potrebbero suonare. Quindi anche se le mettessi... L'Uvumbo non esiste, ragazzi. Non esiste. Faccio un freestyle. Basta, basta. Metti le donazioni. Devo capire bene come funziona sta cosa delle donazioni. Poi, quando sarà il caso, le metterò. Anche perché ho bisogno di un PC decente. Non ve prendo in giro. C'ho assolutamente bisogno di un PC decente perché questo sta arrivando alla frutta. Sta arrivando decisamente alla frutta. Se voi vedeste il bordello che fa quando io provo ad aprire una live direttamente con YouTube, è allucinante. È allucinante. La partita Ivan ancora la devono inventare, Christian. Però la partita IVA avrebbe poco senso aprirla. Sì, però Miro, a me mi è da chiamarti col nome tuo.
Me sto zitto perché magari rischio di spoilerare un qualcosa che non vuoi che si sappia, quindi ti chiamo Miro perché ce l'avevo proprio sulla punta della lingua, quindi mi sono fermato in tempo. E lo sai che c'è? Che io posso attivare le donazioni, però poi come le sposto? Come le riscuoto? Quello è il fatto. Io sono andato al caffè e mi hanno detto che comunque per spostare i soldi da qualsiasi piattaforma, in questo caso io ce l'ho tipo su AdSense, dovrei comunque aprire la partita IVA perché li devo dichiarare e quindi ci devo pagare le tasse. Secondo me se fai la maratona diventi milionario, ma non credo proprio, c'è tanta gente che fa le maratone. Non vedo perché me se dovrebbero inculare a me. Chiamami Luca, ok, ok, perché mi stava a partire proprio, magari volevi che non si sapeva, non lo so. Capito, Luca? È quello il fatto. Prova la pizza con la bottarga e la polpa di riccio. Me lo ricorderò. Sappi che me lo ricorderò. E sappi, Luque, che Cristo Santo, io ho detto, calcola, l'altro ieri è successa sta cosa, lunedì. Sono tornato a casa e ho detto, ho evitato le tue storie, mi sono detto, mo me guardo la Royal Rumble. Ok. Per sbaglio, io apro YouTube, vado, non ci ho mai cliccato in vita mia, vado per sbaglio sulla sezione iscrizioni, il primo video che mi compare è, oddio, come si chiamava? Quella che ha vinta, femmina? Dio, mi scordo. Vabbè, Edge e quella tizia vincono la Royal Rumble. E io ho detto, ma porca troia. E niente, mi sono spoilerato tutto. Tutto. Bianca Belair. E ho detto, ma porca troia. Ma porca, che io dovevo cominciare a vedere proprio la Royal Rumble femminile. Perché io ero arrivato a... eh, non mi ricordo. Non mi ricordo. Fatto sta che io ho cominciato a vedere la Rumble maschile e sono arrivato a che entrava Sami Zayn. Quindi al numero 3. Per dite. Non c'era The Fiend alla Royal Rumble. Ma ci sono rimasto malissimo quando hanno eliminato Alexa Bliss. Ci sono rimasto come un coglione. Ma ci sono rimasto come un coglione. E ho detto, oddio, capirai, mo far panico. No, così. Buttata via come un secco di patate. Boh. Ci sono rimasto male. Anticlimatica bestia è stata quell'eliminazione. Anticlimatica bestia. C'era Re Mysterio, non ne ho idea perché la dovrei finire con te. No, Luca, ci sono rimasto male. Cioè, ci sono rimasto proprio male. Veramente anticlimatica. Veramente anticlimatica. Mm. C'era Ray. Tra l'altro, io ti chiedo sta cosa, Luca, perché non l'ho vista tutta e... Ma io da quando c'è sta cosa da Royal Rumble, cioè del 2021, c'ho avuto la sensazione che non so perché ritornasse Samoa Joe. Ma che è tornato? Perché io ti ho detto, l'ho vista fino all'entrata di Sami Zayn che era il terzo. Poi, ma ti pare che piango, Cri? Ovviamente no. Ovviamente no. Però c'avevo la sensazione che... Io c'avevo la sensazione che tornava. Che poi la cosa bella è che mi sono messo a guardare Royal Rumble e non ho guardato Survivor Series, non ho guardato TLC, non ho guardato Night of Champions, non ho guardato Raw, non ho guardato SmackDown, le storyline non so manco quali so.
Però l'ho guardato, Royal Rumble va vista. La Royal Rumble va vista. Scusa se è poco. La Royal Rumble va vista. Il 21 non l'hanno fatto perché da quello che so io il 20 era buggatissimo, era pieno di bug e poi pure per la situazione coronavirus non sono riusciti a svilupparlo il 21 e quindi hanno creato Battleground, là come si chiama, che è molto più cartunesco come gioco. Non ti facevo un accanito seguitore del wrestling. Io non sono un accanito seguitore del wrestling. L'altro Miro lo è. Io non lo sono. Io seguo giusto i pay per view e basta. E nemmeno li riesco a seguire sempre. Stanno attorno a tutti. Esatto. Tra l'altro, strano che non ha vinto Goldberg. Molto, molto strano. Molto, molto strano. Molto, molto strano. Che so, sti numeri? 18, 19. Ambo, 18 e 19, Ambo. Che ho vinto? Pezzo de cazzo? Il 20 ha fatto rimettere metà dello staff. Bene, bene. Ho visto alcuni video, se lo meritavano. Se lo meritavano. Sono i like. Ma perché state a controllare i like? Cioè, non li controllo io, li controllate voi. Ok. Va bene, grazie, ragazzi. Ma i giochi della WWE erano buoni fino al 2011. Ma io sono rimasto. Io l'ultimo che ho giocato per dite era SmackDown vs Raw 2008. I primi tempi dei CM Punk quando ancora stava alla ICW. Bellissimo. Sì, vabbè, regà, basta. Non mi interessa quanti sono mi piace, regà. A me manco mi dà. A me mi dice zero mi piace. L'ultimo con la GM Mod. Questo non te lo so dire perché io ci giocavo da PSP. Quindi non so se sulla PSP c'era la GM Mod. Non ci avevo mai fatto caso, non sono mai andato a controllare. Ale, non è che era emersa la ECW, era stata acquistata, tipo, diciamo, dalla WWE, ma tanto comunque era destinata al fallimento, perché l'avevano totalmente snaturata. Penso che c'era Sandman che vomitava negli spogliatoi per quella ECW. Cos'è quel Pinocchio alla tua sinistra? Non è un Pinocchio, è una mazza da golf, da mini golf. Ma le mattonelle alla tua destra sono vere? No, sono finte. Ma quale mattonelle? Alla mia destra. Quindi di qua. Non ho mattonelle. Non giochi alla play dopo? Mo' vedo. Forse una partitella alla play ma la faccio. Però intanto comincio ad andare perché me lo voglio mettere comodo. E per chi mi vuole aggiungere sulla play, io lascio sempre il mio coso. Il mio nick della play. Dreamer e Sandman penso che Sabu, mamma mia, Sabu cosa non era? Sabu un pazzo scatenato, anche se poi io, Luque, ho scoperto la CZW, non saprei come pronunciarla in inglese, la CZW, quella dove, se non mi sbaglio, ha militato pure Dean Ambrose, anche se non è più Dean Ambrose, però vabbè. E ho scoperto quella
Altro che i CW. Cioè, quelli sono scemi veramente. Quelli sono veramente scemi. Manuel, allora, ti rispondo io. Allora, sostanzialmente cos'è il wrestling? Il wrestling non è finto, è predeterminato. Quindi che significa? Che le botte se le danno veramente, ovviamente non con tutta la forza del caso, perché se no lottano una volta ogni mese per come se le danno le botte. È chiaro che deve essere anche un po' coreografata la cosa. Però tendenzialmente si menano perché si picchiano, però è predeterminato, non è che è finto. Quindi loro vanno in scena, è come se fosse una sorta di serie TV. Infatti esistono le storyline nel wrestling. Il fatto che è predeterminato sta a significare che loro sanno già prima chi e come deve vincere. Questo è una sorta di serie TV. Infatti il wrestling viene chiamato sport spettacolo, perché c'è sia la parte sportiva, ovvero il wrestling vero e proprio, il lottato, e lo spettacolo, che sono le storyline, i personaggi, la caratterizzazione del personaggio e tutto quello che ci può essere dietro a una qualsiasi, per esempio, serie TV. Poi dimmi, Luchè, se ho spiegato bene, eh. Io chiedo a lui perché lui ne sa più di me. Che cazzo? Ci facciamo una sfida a FIFA. Se mi aggiungi volentieri, Steve. Io in primis preferisco i luciatori. Beh, molto molto dinamici. Molto molto dinamici. Mo divento uno youtuber di wrestling, cazzo. Se mi ha detto che l'ho spiegato perfettamente, divento uno youtuber di wrestling, cazzo. No, no, non potrei mai. Però mi piacerebbe fare una live con lui, con Luca. Sarei il nuovo Michele Posa. Addirittura. Addirittura, esagerato. Luche, tu basta che mi dici quando, io una live con te non è che la farei volentieri, più che volentieri, assolutamente. L'unica cosa è che io sono abbastanza ignorante per quanto riguarda le storyline, i personaggi e molte volte non mi ricordo i nomi, però la farei più che volentieri, assolutamente. Lo so Ale, ma gli devi stare presso al wrestling. Anche perché poi non è che c'è una federazione sola, eh. Ce ne stanno un botto, un botto. Vabbè, noi siamo cresciuti con gli anni del boom. Lo SmackDown su Italia 1, quando eravamo piccoli noi, era un qualcosa che non te potevi assolutamente perdere. Eh, eh, sì, sì. Dai, dai. Io non mi riscorderò mai la storyline lesbo psycho tra Trish Stratus e Mickey James. Mamma mia, non me la scorderò mai. Sarrischi, oddio, ho fischiato, ho fischiato. Quando poi attacca a parlare di un qualcosa che mi piace, io dico che vado, però devo andare effettivamente. Raga, non mi fate sproloquiare per troppo tempo. Cazzo, devo andare. Però prima fatemi bere. Sta su YouTube, Luque?
Perché se sta su YouTube, mandami assolutamente il link su WhatsApp. Me lo devo recuperare. So bei ricordi. Ciao Dreamcatcher. Cristian, a una certa devo andare. Tanto domani c'è la live su Twitch, domani, quindi domani sera ci siamo. Ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacione, grazie mille per avermi fatto compagnia. Ci vediamo domani con un video, domani qui su YouTube pomeriggio con un video e domani sera su Twitch con la live. Domani pacchetti, sì. Io vi mando un bacione, alla prossima. Ciao ragazzi.